Il Museo dell'Industria Bacologica Domenico Marson si trova a Vittorio Veneto in località Meschio. Ha sede presso il complesso un tempo adibito ad osservatorio ed istituto bacologico, fondato nel 1882 dal chimico Domenico Marson. Lo stabilimento è rimasto intatto nel corpo principale e conserva gran parte dei macchinari e delle strumentazioni di un tempo. Il Museo dell'Industria Bacologica riguarda un'attività che fu sempre estremamente poco conosciuta anche nel campo degli addetti ai lavori, della bachicoltura e della filiera serica in generale. Quindi oggi come oggi si può pensare che sia una cosa del tutto superflua, inutile conoscere un'attività che anche a suo tempo era comunque riservata a pochi e che la massima parte delle persone che avevano a che fare col ciclo della filiera serica praticamente già ignoravano nel suo complesso. Invece le conoscenze che aveva acquisito questa industria nel campo non solo della microbiologia ma soprattutto della fisiologia cellulare sono di un'importanza incredibile, e questo aspetto penso che debba interessare una qualsiasi persona che vuole conoscere la realtà. Sono cose che riguardano qualsiasi aspetto della nostra vita e quindi queste acquisizioni hanno ovviamente un'importanza incredibile, ecco. Nel Settecento e nella prima metà dell'Ottocento nella penisola italiana, nel Midi francese e nelle regioni meridionali dell'impero austriaco, la filiera serica aveva un'importanza economica enorme. La penisola italiana era stimata il secondo produttore mondiale di filo di seta dopo la Cina. Il regno lombardo-veneto e il regno di Sardegna avevano la seta quale primo prodotto di esportazione. La bachicoltura si era sviluppata senza la presenza degli stabilimenti bacologici e nelle famiglie di agricoltori e nelle piccole aziende rurali era diffusamente praticata, in quanto il prodotto dei bozzoli presentava il pregio inestimabile di essere il primo dell'annata a smercio e pagamento immediato. Per comprendere la nascita degli stabilimenti bacologici bisogna risalire all'inizio della seconda metà del XIX secolo. A causa del repentino diffondersi della pebrina, malattia del baco da seta, si verificò in Europa l'improvviso crollo della produzione bozzoli, che comportò conseguenze catastrofiche per l'economia. L'epidemia, pertanto, divenne un problema di Stato. Lo scienziato Louis Pasteur, nel 1865, venne incaricato dal governo francese di affrontare il problema e, dopo 5 anni di studi ed esperimenti, approntò un metodo profilattico che fu alla base della rinascita della bachicoltura. Il metodo, denominato della selezione cellulare, si basava sull'analisi microscopica delle singole farfalle, in modo da poter eliminare le uova deposte dalle farfalle colpite dalla malattia. In Italia, a seguito dell'adozione del metodo Pasteur, nascono successivamente al 1870 gli stabilimenti bacologici che, oltre ad essere preposti alla produzione del seme bachisano, diventarono veri e propri istituti di ricerca scientifica. La poderosa ricerca ebbe risvolti sorprendenti e straordinari. L'Italia divenne il paese primo produttore di seta d'Europa ed uno dei maggiori produttori a livello mondiale, venendo ad occupare il terzo posto dopo il Giappone e la Cina. Vittorio Veneto divenne il centro di produzione del seme bachi più importante a livello nazionale, dopo Ascoli Piceno. Le lavorazioni che venivano effettuate all'interno dello stabilimento bacologico si possono suddividere in 2 categorie, cioè quelle che venivano eseguite
nel brevissimo periodo in cui il ciclo vitale del bacco da seta era attivo e quelle invece che venivano attuate durante la diapausa del semebacchi già deposto, dopo deposto. Questa è una distinzione fondamentale anche perché stringe a far mente locale su delle circostanze decisive sull'attività appunto dello stabilimento bacologico. Ecco, le lavorazioni quindi che venivano attuate durante il periodo brevissimo in cui il ciclo vitale del bacco da seta era attivo erano innanzitutto l'accettazione dei bozzoli da riproduzione che provenivano da allevatori che erano tutti annotati in appositi registri che erano anche sottoposti al controllo della stazione bacologica sperimentale di Padova. I bozzoli arrivavano qui all'interno dello stabilimento bacologico, all'interno di ceste che consentivano che la temperatura non salisse all'interno appunto di questi ammassi di bozzoli. Queste ceste si chiamavano corbe. Una volta accettati questi bozzoli venivano cerniti, quindi venivano immediatamente ginecrinati. Ginecrinati cosa significa? Cioè veniva già fatta immediatamente una separazione, sia pure di massima, tra maschi e femmine. Le femmine più pesanti venivano a cadere da un bilancino che era incorporato nei ginecrini. Subito dopo i bozzoli venivano collocati in appositi isolatori e gli isolatori servivano proprio per il fatto che dovevano impedire al momento dello sfarfallamento che i maschi eventualmente ancora presenti, che sicuramente c'erano, andassero immediatamente a fecondare le farfalle. Una volta che le farfalle nascevano, da quel momento là dopo uscivano dal bozzolo, da quel momento là c'erano veramente poche ore perché loro deponessero le uova e quindi dovevano essere accoppiate e la deposizione doveva avvenire in speciali sacchettini. Ogni farfalla veniva immessa in un sacchettino a sé stante, da sola, e il sacchettino doveva essere forato per consentire la respirazione alla farfalla e questi sacchettini venivano conservati infilzati su degli appositi ferri, i quali venivano collocati su intelaiature chiamate arpe. L'esame microscopico delle farfalle contenute nel sacchettino praticamente veniva fatto quindi durante i mesi estivi e comportava il lavoro di più squadre di operaie, perché per consentire allo stabilimento bacologico di effettuare un numero così estremamente grande, incredibilmente elevato di esami microscopici in così pochi mesi, bisognava appunto che fossero attrezzati di tutta una serie di accorgimenti, di macchinari speciali per velocizzare le operazioni. In questa sala, ad esempio, c'è una raccolta completa che spiega come, ad esempio, veniva fatta l'allestimento dei preparati da sottoporre all'esame microscopico, partendo appunto dalla farfalla estratta da ciascuna cella e come questa veniva quindi messa nel mortarino, il mortarino veniva sottoposto in un'apposita pestatrice dove la farfalla veniva maciullata e tutte le varie sequenze, e ciascuna di queste fasi era eseguita da una squadra di operai specializzata proprio in quel tipo di operazione. Alla fine i preparati venivano allestiti sempre da una squadra specializzata e consistevano praticamente nei vetrini sopra i quali venivano collocate le goccioline, che ciascuna gocciolina costituiva un preparato da essere quindi sottoposto a esame microscopico, e sopra questa gocciolina veniva appunto posizionato il relativo coprioggetti. Le microscopiste in un'apposita sala procedevano a esaminare tutti questi preparati, i quali appunto venivano posizionati in appositi vassoi che venivano chiamati cabaret e che erano, diciamo, parte integrante della macchina pestatrice.
per ogni mortaino presente nel cabaret, subito sotto c'era la relativa cella, cioè la farfalla che era stata estratta da questo sacchettino, ma dentro il sacchettino restava la ovatura ovviamente, e quindi il sacchettino nelle varie fasi si accompagnava sempre al soprastante mortarino dal quale veniva estratto il preparato per l'analisi microscopica. Il museo è stato, diciamo così, costituito per conservare le conoscenze che i pionieri dell'industria bacologica avevano conseguito fin dall'inizio della loro attività di produzione del seme bachi, e a mio modo di vedere era letteralmente da evitare che questo tipo di conoscenze andasse perso, e quindi proprio per questo motivo io mi sono sentito in dovere di innanzitutto di recuperarle per quanto possibile tutte queste conoscenze, e dopo di ovviamente conservarle. Il complesso del Museo dell'Industria Bacologica Domenico Marson è stato dichiarato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di interesse particolarmente importante e quindi sottoposto a tutela da parte della competente soprintendenza.